Il ponte Baile a Lambioi riapre e quello nuovo, con il voto unanime in Consiglio Comunale, si avvia alla fase realizzativa. Più che giustificata la soddisfazione da parte di chi, all'interno della Giunta Municipale, ne ha seguito l'iter. Finalmente il 31 dicembre, salvo veramente il diluvio universale o nevicate importanti, dovremmo riaprire, anzi riapriamo il ponte Baele. Il disastro causato da Vaia ha evidenziato la necessità del ponte sul Piave e per questo motivo la Regione Veneto, con 600.000 euro, ne ha già finanziato il progetto, così come la realizzazione del manufatto, che dovrebbe costare circa 8 milioni, verrà sostenuta con fondi regionali o statali. Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo portato il progetto definitivo del nuovo ponte sul Piave. Nuovo ponte sul Piave che finalmente ha un pilastro importante, il progetto definitivo, che diventerà esecutivo nel 2022. Siamo molto felici perché finalmente abbiamo il primo pilastro del ponte nuovo, perché senza la progettazione non avremmo potuto far nulla, avremmo potuto chiedere alla Regione i soldi, avremmo potuto metterlo nelle opere pubbliche regionali e comunali, ma se non hai la progettazione non puoi fare nulla.